Pericolo terrorismo, un albanese residente a Padova accusato di estremismo islamico è stato espulso dall'Italia, era tra gli osservati speciali della Digos. Autonomia, il Premier Conte stamane parlando della riforma ha detto lo Stato non trasferirà tutte le competenze, la replica del governatore Zaia, se non concordiamo alle 23 materie non firmo. Ha agito per futili motivi il 59enne che ieri sera ha spruzzato dello spray a peperoncino contro un marinaio a CTV. L'uomo ai carabinieri avrebbe detto di aver voluto vedere gli effetti della sostanza. Era rimasto coinvolto in un incidente a Fossata di Portogruaro, fuggendo senza prestare soccorso all'altra automobilista, identificato e denunciato un 20enne di Tolmezzo. Pesanti disagi ieri all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove è scattata la rabbia dei passeggeri rimasti bloccati per ore. A causare i problemi la fitta nebbia e il malfunzionamento di un radar. Emergenza freddo, termometro sotto zero in queste notti, la situazione è destinata a peggiorare. Da Treviso l'appello ai comuni vicini, il problema dei senza tetto va condiviso. A Mogliano è diventata ormai una tradizione la casa di Natale di una coppia addobbata con centinaia di lucine e decorazioni arrivate anche dagli Stati Uniti. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano dunque l'espulsione di un albanese residente a Padova, accusato di estremismo islamico. Un albanese residente a Padova è stato espulso per estremismo islamico. L'attività di prevenzione dal rischio attentati delle forze dell'ordine ha portato all'allontanamento immediato dell'albanese, sostenitore di un noto foreign fighter tedesco, attivo su internet con messaggi contro la celebrazione delle festività natalizie antisemiti, nonché seguace di un imam arrestato in Kosovo per terrorismo e istigazione all'odio razziale. Da tempo l'uomo, 33 anni, sposato e con 4 figli, era tra gli osservati speciali della Digos nell'ambito del contrasto e della prevenzione del terrorismo jihadista. Gli elementi raccolti a suo carico sono stati talmente gravi e potenzialmente pericolosi che il prefetto di Padova ha disposto l'espulsione immediata dall'Italia, con il divieto di fare ritorno nell'intera area Schengen per 10 anni. Il provvedimento della prefettura è stato emesso su richiesta del questore di Padova in base al decreto antiterrorismo. Lo stretto controllo a cui era sottoposto aveva permesso anche di appurare come l'uomo espulso da Padova per estremismo islamico fosse impegnato in un'azione di estremizzazione di un altro connazionale, un 30enne in città come richiedente protezione internazionale, il quale attraverso il proprio profilo Facebook aveva condiviso un canto jihadista che esalta la preghiera prima della morte e coloro che combattono per Allah. Nei confronti di quest'ultimo il questore di Padova ha emesso un decreto di trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa del giudizio della commissione territoriale competente per la valutazione della sua posizione. E adesso il tema dell'autonomia. Ieri nella conferenza di fine anno il Premier Conte aveva lasciato delle dichiarazioni con una posizione del governo che più di qualcuno ritiene ambigua, soprattutto sulle competenze da trasferire alle regioni che ne hanno fatto richiesta. Le parole del Premier al quale replica il governatore Zaia. Autonomia del Veneto. In molti adesso iniziano ad avanzare dubbi sul reale compimento del percorso. Del resto le recenti dichiarazioni del vice premier Di Maio e oggi quelle del premier Conte lasciano spazio alle più diverse interpretazioni. Chi continua ad essere chiaro sul percorso verso un Veneto autonomo è il governatore Luca Zaia, che proprio sulle dichiarazioni del primo ministro risponde così. Noi non abbiamo alternative, abbiamo fatto un referendum, 2.328.000 veneti e venete sono andati a votare, punto. Abbiamo presentato un progetto, abbiamo vinto una sentenza avanti la Corte Costituzionale. Dire oggi che al Veneto si dà di meno vuol dire prendere in giro i veneti, ma non voglio neanche pensare che sia così. Non sarà così e a febbraio, il 15 febbraio, andremo a firmare un progetto in linea con quello che abbiamo chiesto, altrimenti io non firmo, ovvio, no? E i veneti lo sanno già, non vado a firmare progetti anacquati, ma non voglio neanche metterlo in inventario questo, visto e considerato che abbiamo un bel progetto, delle 23 materie, è esattamente quello che c'è scritto in Costituzione. Se tu mi vuoi dar di meno di quello che c'è scritto in Costituzione, vuol dire che non hai fiducia dei veneti, ma allora è un altro mondo. Per quanto riguarda le competenze, che anche oggi il Premier Conte ha sottolineato rimarranno allo Stato, il governatore del Veneto specifica. Sono scritte in Costituzione, l'esercito è una competenza nazionale, l'aviazione, tutte queste competenze che non sono
diciamo, sovraterritoriali, sono delle nazioni, accade anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che è un paese federale, o la Svizzera piuttosto che altre realtà, hanno delle competenze meramente nazionali, ma è bene così, noi non vogliamo l'esercito, non se ne frega niente, a noi interessa portare a casa competenze concrete che portino risultato ai veneti. Governatore che guarda già al dopo febbraio, convinto dell'accordo col governo. Firma dell'intesa, lo prevede la Costituzione, il che vuol dire che si firmerà questo contratto. Firmato il contratto va presso le Camere, quindi al Senato e alla Camera dei Deputati, verrà votato a maggioranza assoluta senza poterlo modificare, questo ricordiamolo, quindi è come un voto di fiducia, perché se non passa vuol dire che non c'è più una maggioranza. E passato inizia l'iter di trasferimento delle competenze, delle risorse, che ovviamente sarà un iter che si diluirà in mesi rispetto alle singole competenze, ma si inizia. È fondamentale iniziare. Se avessero fatto il lavoro che abbiamo fatto noi 20 anni fa, oggi saremmo come Trento e Bolzano, questa è la verità. E l'autonomia del Veneto sarà uno degli argomenti del discorso di fine anno che il governatore terrà su tutte le reti del gruppo Media Nord-Est. Parlerò a 5 milioni di veneti e oltre a fare l'augurio, è l'augurio di cuore per come ci hanno seguito, assistito, criticato, consigliato, per tutte, è un ringraziamento a tutti. Ma per il bel segnale di civiltà, di democrazia, di grande senso delle istituzioni dato con il referendum. Guardi che è un referendum che ti porta il 60% dei veneti a votare e con 2.328.000 veneti che ci vanno, vuol dire che il mondo sta cambiando e se Roma non lo capisce sono guai. Quanto orgoglioso è di essere Presidente del Veneto? Ma guardi, io sono orgoglioso di essere veneto e lo sono fino al midollo spinale. Ho lasciato il Ministero per andare a governare, per venire qui a governare il Veneto, lo faccio con la passione di uno che fa le robe per casa sua e per la sua gente. Come avete sentito nel servizio, il 31 dicembre alle 21, subito dopo il discorso del Capo dello Stato, su Antenna 3 andrà in onda il messaggio di fine anno del governatore del Veneto Luca Zaia. Come ha anticipato il governatore, sarà l'occasione per fare gli auguri, ma anche per fare un bilancio di questo 2018 che ha visto un grande impegno sul fronte dell'autonomia, ma anche per l'emergenza maltempo di fine ottobre inizio novembre. Sarà l'occasione poi per tracciare quelle che saranno le linee che caratterizzeranno il 2019. Dunque appuntamento il 31 dicembre a partire dalle 21 su Antenna 3 con il discorso del governatore Luca Zaia. E a proposito di autonomia, stanno a guardare, ad attendere gli sviluppi i sindaci del Veneto, e allora nel prossimo servizio ascoltiamo quelli che sono i punti di vista di due primi cittadini, specchio di due diverse realtà venete. Il dato evidente è che non c'è sindaco veneto che non sposi l'idea e il percorso di autonomia finanziaria per la nostra regione. Il motivo, oltre che politico, è quanto mai pratico, e un esempio di numeri arrivano da Montebelluna, uno dei centri economici più dinamici del Veneto. In questo momento come siamo messi? In modo drammatico, visto che i comuni sono stati azzerati i trasferimenti. Penso a Montebelluna, che solo di IRPEF e IVA ogni anno dà allo Stato oltre 200 milioni di euro. 5 anni fa si vedeva restituire 4 milioni, adesso zero, anzi lo Stato si trattiene l'IMU sugli edifici delle aree di quelle produttive, cioè meno 2 milioni di euro. Credo che non servano altri commenti. Tagli nelle risorse che finanziano servizi ai cittadini per un sistema insostenibile sia dal punto di vista economico che morale. Il federalismo è responsabilizzazione a livello locale nella capacità e nell'esercizio della spesa, mentre il centralismo è al contrario l'irresponsabilità nella spesa applicata su una scala troppo vasta per consentire controlli efficaci. Autonomia che il Veneto è convinto di meritare per esempi amministrativi virtuosi, come per la sanità regionale, ma anche per la compattezza che i cittadini hanno dimostrato nel richiederla. Non c'è dubbio che il Veneto, su questo, i cittadini del Veneto con questo Presidente hanno dato un segnale forte all'Italia, cioè un'Italia federale, quantomeno in qualche modo, adesso si vedranno i provvedimenti, mi trova totalmente d'accordo, è veramente un'idea moderna. Zaia ha portato avanti una battaglia di civiltà che non è stata fatta solo per i veneti, è stata fatta per tutti gli italiani, per ogni regione. Se si ferma questa operazione, credo che il governo possa dirsi arrivato al capolinea, perché non si può evitare quella che è la sfida fra le sfide, quella di garantire il diritto a tutti di esercitare la propria libertà. Si chiama autonomia finanziaria.
Ieri intanto in tutto il Veneto manifestazione dei pensionati contro la manovra del governo. Vogliamo l'adeguamento delle nostre pensioni perché purtroppo manteniamo anche i giovani disoccupati. Forza, il prefetto ci guardi! 500 pensionati veneti dei 3 sindacati confederali sono arrivati in mattinata in campo San Maurizio, a Venezia, per protestare contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi inserito dal governo nella manovra finanziaria. Sono circa 3 miliardi in meno di spesa pensionistica per pensioni per appunto medio-basse, con i quali dei poveri finanziano altri poveri. Quindi il governo di fatto ha programmato quella che è la perdita d'acquisto del potere delle pensioni medio-basse per i prossimi anni, quindi ci ha fatto un bel regalo e su questo regalo ovviamente i pensionati italiani non ci stanno. In Veneto sono oltre 400.000 i pensionati colpiti dal provvedimento, circa un terzo del totale. L'accordo col precedente governo, ricordano, prevedeva la piena rivalutazione di tutte le pensioni dal 1 gennaio 2019, dopo 8 anni di blocco. Questo governo si rimangia la parola e racconta ai cittadini che sta tagliando le pensioni d'oro. Usano questo slogan per sottrarre delle risorse alle pensioni medio-basse. Ancora una volta la fiducia dei pensionati italiani viene tradita, protestano. Ancora una volta siamo noi a pagare il prezzo più alto della manovra con una scelta profondamente ingiusta. Un furto legalizzato e una mancanza di rispetto nei confronti delle persone anziane. Non siamo d'accordo, quindi chiediamo un tavolo di confronto, ma soprattutto abbiamo rappresentato che impoverire i pensionati, che sono già quelli che sostengono figli disoccupati o nipoti disoccupati, vuol dire rischiare la coesione sociale del Paese. La cronaca adesso, ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi che ci aggiorna su quanto accaduto ieri sera a Venezia, dove un uomo ha spruzzato dello spray al peperoncino contro un marinaio ACTV. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno da Venezia, dove non si è giustificato per l'aggressione al marinaio della CTV l'anziano, il 59enne, che ieri ha spruzzato addosso al marinaio dello spray al peperoncino, sugli occhi per essere precisi. E avrebbe agito per futili motivi, così soltanto con l'intenzione di attaccare il marinaio in servizio per verificare che la bomboletta funzionasse e vederne gli effetti. Questo quanto ha detto il 59enne ai carabinieri, considerato che appunto l'uomo è stato fermato, bloccato e denunciato per aggressione. I fatti appunto vedono questo episodio registrato nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 a bordo di un vaporetto della linea 5.1 appena ripartito dall'imbarcadero delle Zattere. Il 59enne ha estratto la bomboletta di spray peperoncino e l'ha rivolta contro il dipendente della CTV, spruzzandola direttamente in faccia. Per questo appunto è stato bloccato e denunciato dai carabinieri. L'aggressore non ha giustificato questo atto se non per i motivi di cui detti prima. Come sta a questo punto il marinaio? Oggi sta meglio, ricordiamo che ieri ha chiesto aiuto al collega subito dopo essere stato aggredito, collega che ha interrotto la corsa del mezzo riportando il battello verso l'approdo proprio per permettere i soccorsi. Comunque il marinaio ha avuto una prognosi di 3 giorni. E per il momento da Venezia è tutto, linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Un ventenne di Tolmezzo è stato denunciato per omissione di soccorso stradale, segnalato in prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre un ventenne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. È l'esito dell'indagine condotta dal distretto di polizia locale Veneto Est dopo un incidente stradale accaduto lo scorso 16 dicembre lungo la statale 14 a Fossalta di Portogruaro. In quell'occasione l'auto condotta dal ventenne era rimasta coinvolta in un incidente con una trentenne di Latisana. Dopo lo scontro il giovane si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Grazie ad un testimone, incrociando poi le immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato il ventenne. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati il telefonino e altri dispositivi elettronici dai quali emergevano chiari elementi di colpevolezza e si riusciva a risalire al nominativo di una seconda persona. Le successive indagini hanno consentito di rinvenire il veicolo del ventenne in un'autofficina della zona, mentre con l'ausilio del
cane antidroga. Si è perquisita l'abitazione del 29enne, dove nell'abitazione del quale è stata rinvenuta marijuana, hashish ed eroina, ma anche strumenti utilizzati per la preparazione delle sostanze stupefacenti. Furto in una chiesa nel Trevigiano, rubate una ventina di ostie non consacrate. Ladri sempre più spregiudicati che non risparmiano scuole, asili e persino le chiese. Questa volta i banditi sono entrati in azione il giorno di Santo Stefano nella parrocchia San Martino Vescovo a Musano di Trevignano. Prima si sono introdotti nella canonica, qui hanno prelevato 2 calici, all'interno una ventina di ostie non consacrate. Hanno poi forzato la cassetta di sicurezza dove c'erano le chiavi del tabernacolo. A quel punto si sono spostati in chiesa aperta per le festività e qui si sono introdotti in sacrestia. Alla fine i malviventi sono fuggiti con alcuni oggetti sacri. Sono ora in corso indagini da parte dei carabinieri di Montebelluna per risalire ai responsabili. Ci fermiamo adesso per pochi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Siamo tornati in diretta, c'è la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale con i vigili del fuoco al lavoro nel Padovano a Sant'Urbano per l'improvviso incendio di un'auto. Stava scendendo dall'automobile dopo aver tranquillamente parcheggiato davanti ad un negozio in via Valgrande a Sant'Urbano. È stato probabilmente in quell'istante che l'automobilista si è accorto che la macchina che aveva guidato fino ad un istante prima aveva preso fuoco. I pompieri arrivati da Este con 2 automezzi hanno domato il rogo, che ha però completamente distrutto la vettura. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell'auto sono terminate dopo circa un'ora. Capodanno all'insegna della sicurezza in tutto il Veneto. Nel Vicentino controlli aumentati delle forze dell'ordine in piazze e palazzetti dove si terranno gli eventi per salutare il 2019. Capodanno blindato, la parola d'ordine è sicurezza. Tra ordinanze, riunioni e comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza ha delineato il piano di battaglia per la notte più attesa dell'anno, la notte più lunga che porta in Piazza dei Signori a Vicenza migliaia di persone, dove la musica farà ballare e l'alcol magari sballare. Intensificata la vigilanza. Ci sarà anche personale in borghese, sia della Polizia di Stato sia dell'Arma dei Carabinieri, per l'attività di specifica competenza, ma su questo argomento ci sono state anche delle importanti intese con gli organizzatori che hanno messo sul campo anche delle risorse di steward e di vigilanza privata che collaboreranno con le forze di polizia. Una ventina gli steward messi a disposizione in supporto alle forze dell'ordine, definiti i punti di accesso ed uscita dalla piazza che saranno controllati. Controlli fatti da operatori di polizia anche ad esempio con i metal detector che potranno meglio controllare che non siano introdotte nelle piazze materiali pericolosi. Se il metal detector dovrà individuare oggetti pericolosi atti ad offendere, un occhio di riguardo oggi, dopo i recenti fatti di cronaca, è posto anche verso lo spray urticante. Di libera vendita non può essere di fatto vietato, ma ogni festa che si rispetti, tanto più quella per l'ultimo dell'anno, ha le sue regole e pertanto è stato concordato di evitare che questi strumenti facciano accesso nei luoghi dove si svolgono le feste. Per cui anche l'organizzatore leggerà, cioè dirà pubblicamente che nella piazza o nel palazzetto dello sport dove si svolge l'iniziativa è vietato introdurre questi materiali e ovviamente ci saranno dei controlli in merito. Le regole sono state dettate, il piano di sicurezza delineato e concordato, non resta che festeggiare e a Vicenza la festa inizia già al pomeriggio con giochi e musica per i bambini e famiglie, passando per l'aperitivo delle 18 e poi dalla sera e fino alle 2 di notte a suon di musica e danze. Emergenza freddo, come avete notato sono notti gelide con temperature ben al di sotto dello zero e nelle prossime ore la situazione è destinata a peggiorare. Così il Treviso lancia un appello ai comuni vicini, il problema dei senza tetto va condiviso.
Emergenza freddo sempre più pressante, le rigide temperature registrate nelle ultime notti da una parte, la tragica fine dall'altra di un 36enne senza dimora alla stazione dei treni di Montebelluna rendono urgente un intervento. A Treviso la situazione è monitorata da comune, parrocchie e associazioni, dalla Caritas alla comunità di Sant'Egidio, ma l'assessore al sociale Gloria Tessarolo non nasconde che il problema dei posti letto c'è. Il Comune ha attivo un asilo notturno in via Pasubio che in questi giorni aumentiamo di 2 posti letto grazie alla collaborazione con la cooperativa che lo ha in gestione. Altri 4 posti letto sono in centro, dove c'è anche la mensa per i senza fissa dimora. Siamo in costante contatto con le associazioni che operano nel territorio come la Caritas, Sant'Egidio, per cercare di tenere monitorato e di trovare delle soluzioni alternative in base appunto al numero, che è un numero fluttuante. Numero variabile perché i senza dimora tendono a spostarsi nei centri maggiori dove esiste un servizio di accoglienza. A quanto mi risulta, le uniche 2 città attrezzate al momento con asili notturni sono Treviso e Conegliano. Però questo cosa comporta? Comporta che le persone che si trovano in difficoltà e hanno bisogno si spostano in queste 2 città. Credo che vada condivisa la problematica quanto prima nel caso di Treviso con i comuni della cintura extraurbana e, se possibile, anche fare un ragionamento a livello provinciale, perché immagino tutte le città che hanno ad esempio delle stazioni dei treni o che hanno degli ospedali. Sappiamo che i senza fissa dimora cercano rifugio anche nei pronto soccorsi. Un appello forte e chiaro agli altri comuni: non può essere solo il capoluogo a prendersi carico del problema. Se riuscissimo ad attivare un piano emergenza diffuso, avremmo una gestione molto più puntuale che graverebbe meno sulle associazioni che se ne fanno carico, perché parliamo di numeri ridotti. E sarebbe molto più facile da gestire, quindi io confido molto su un lavoro di tutto il territorio per dare una risposta più puntuale, se non quest'anno, l'anno prossimo. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità, ma sono stati pesanti i disagi vissuti ieri dai passeggeri che dovevano partire dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Molti voli hanno subito pesanti disagi a causa della fitta nebbia e del malfunzionamento di un radar di terra. L'ENAV in una nota aveva fatto sapere che per queste 2 ragioni erano state applicate alcune limitazioni al numero di decolli e atterraggi, con conseguenti ritardi sia in partenza che in arrivo. Queste limitazioni, applicate secondo procedure standard, aveva sempre precisato l'ente di assistenza al volo, garantiscono la massima sicurezza delle operazioni sull'aeroporto. ENAV aveva poi precisato che i tecnici erano al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e comunque, quando le condizioni meteo dovessero migliorare, sarebbe stata ripristinata la normale attività. Naturalmente è esplosa la rabbia dei passeggeri che erano pronti a partire, che hanno trascorso la notte in aeroporto o in alcuni alberghi messi loro a disposizione. E adesso andiamo a Padova con un'iniziativa che potrebbe prendere il via. Al momento è solo un'ipotesi, ma in futuro provarsi vestiti in un negozio di abbigliamento potrebbe costare dai 5 ai 10 euro, e questo per contrastare l'atteggiamento di chi poi acquista quegli abiti online. Vuole provare un vestito in negozio? Costa 5 euro. Per ora a Padova più che un'ipotesi è una provocazione, ma c'è chi in Italia lo ha già fatto. È la controffensiva verso quel tipo di cliente che rappresenta l'incubo di ogni commerciante d'abbigliamento, quello che prova mezzo negozio per poi uscire senza comprare niente. Una volta magari era solo indecisione, oggi invece si tratta sempre più di un atteggiamento programmato. Il fenomeno ha anche preso il nome che si chiama Toppo, che non è Toppo come l'animale, ma è proprio un acronimo di Try Offline e Purchase Online, quindi a cui prova in negozio offline e compra online. Insomma, si prova il vestito in negozio e poi lo si compra con lo sconto in internet e i commercianti iniziano a pensare alle contromisure. Provare un vestito da noi per ora costa solo in alcuni casi, quello degli abiti da sposi ad esempio, per tutelarsi in caso di una mezza giornata di lavoro con prove d'abito davanti ai parenti che poi si concludono in un nulla di fatto. Quali potrebbero essere le reazioni dei padovani se
secondo lei, di fronte alla richiesta del pagamento di un obolo per quello che riguarda il provarsi un capo di vestiario? Guarda, il cliente è cambiato completamente. Oggi comprerebbe qualcosa a 100 che ieri magari costava 50, perché ha perso l'ora dove c'è anche il Black Friday. Quindi il consumatore è un consumatore evoluto, quindi potrebbe anche accettare il pagamento dell'obolo per la prova. Ci saranno polemiche però, secondo lei? Sicuramente ci saranno polemiche, perché ci sono sempre, però anche la nostra polemica di comprare. Noi facciamo l'investimento sul negozio offline, dove teniamo accesi i centri storici, dove teniamo la sicurezza, e poi andiamo a comprare online. A Mogliano è diventata ormai una tradizione la casa del Natale, addobbata da una coppia con centinaia di decorazioni, alcune provenienti anche da molto lontano. Luci, lucine, alberi di Natale, tantissimi addobbi. Nulla è lasciato al caso, ogni minima cosa è pensata. Questo è il Natale. A Mogliano tutti attendono con trepidazione la casa della signora Paola, che d'incanto si illumina lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Amiamo Natale. Natale è la più bella festa dell'anno, e dopo, avendo visto all'estero diversi modi di allestire queste case, ci è rimasto la voglia di farlo anche noi, e piano piano, un po' alla volta, qualcosa di più abbiamo fatto, e questo è il risultato. Un lavoro certosino che Paolo inizia assieme al compagno almeno una decina di giorni prima. Alberi, finestre, il tetto, il giardino, ma anche l'interno della casa, tutto diventa magico. E ancora prima che incominciamo a novembre, incominciano a passare e dire: allora, quando cominciate, quando fate, perché fate quest'anno? Sì, tranquilli. E dopo il bello è perché ci sono i bambini che vengono, si incanta. Anche a San Fior una casa viene addobbata con cura, e Paola è andata a vederla. È diversa perché è molto più ricca di luci, molto più piena di tutto, che non sai dove appoggiare gli occhi. Noi ci accontentiamo di questo. Alcuni addobbi li ha portati tanti anni fa dagli Stati Uniti, dove aveva vissuto per qualche tempo. Il Natale, e anche questo, ci dice, ricordi indelebili. Adesso, quando toglierò tutto, mi farà una gran tristezza. Presto le luci si spegneranno, ma la magia che ha lasciato negli occhi dei bimbi rimarrà. Con queste luci ci salutiamo, vi lascio le previsioni del tempo, prossimi appuntamenti a partire dalle 18:30 con l'informazione di Antenna 3. Grazie per l'attenzione, buona giornata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 6 e 8 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine. Cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie con minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse sui settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra -5 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.